fatto. Ed eccoci qua ancora una volta, bentrovati da Alessandro Bonfanti per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Adesso andiamo a vedere, prima sistemiamo una cosa tecnica dell'ultimo minuto, eccola qua, sì, un momento di buco, e poi abbiamo modificato il nostro per quanto riguarda il nostro palinsesto, abbiamo visto alcune cose molto interessanti, quindi andiamo a vederle, ma no, prima di vederle io direi di, come al solito, mettere il nome e dopo lo tiriamo via. Mettiamo anche l'intestazione, eccola qua, live, i telegiornali del Friuli Venezia Giulia, tiriamo via il nome, lasciamo la scritta e direi di far partire anche la sigla. Cambiamo un po' anche inquadratura in questo caso, ma poi ci divertiremo tanto. I telegiornali del Friuli Venezia Giulia, come al solito, la rassegna stampa del Piccolo e del Messaggero Veneto, declinati in tutte le loro edizioni per quanto riguarda le notizie di oggi. Alcune notizie le abbiamo già date in anticipo ieri sera nella versione serale del nostro programma. Alle ore 22 andiamo in onda con l'edizione per quanto riguarda come possiamo dire, gli anticipazioni dei giornali, ma anche i siti web nazionali e internazionali e locali, in questo caso del Friuli Venezia Giulia. E inoltre, come al solito, in questa puntata, come in tutte le altre, ci saranno dei video di promoturismo FVG che dimostreranno le bellezze della nostra regione. Sapete che da quando siamo partiti, ormai più di 2 mesi fa, in questa rassegna stampa giornaliera, in ogni puntata, chi più chi meno, quante volte mettiamo sempre in ogni puntata mettiamo i video delle bellezze del Friuli Venezia Giulia, perché siamo convinti, e lo siamo stati dall'inizio, e a riprova ci sono tutte le tutte le puntate precedenti, che noi dobbiamo puntare al nostro turismo locale. Quindi ci sarà la possibilità di mostrare, c'è in questo programma la possibilità di mostrare anche attraverso i video degli ambassador FVG, che sono quelle persone che vanno in giro e mettono in rete le bellezze del Friuli Venezia Giulia, e oggi ne abbiamo ancora un paio, vedremo cosa riusciremo a fare, e dicevamo dobbiamo dimostrare quanto è bello il Friuli Venezia Giulia. Partiamo con la nostra rassegna stampa, andiamo a vedere
Il Messaggero, oggi apriamo con il Messaggero, sapete che noi facciamo a rotazione, un giorno apre uno, poi il giorno apre l'altro. L'apertura è del Messaggero, asse Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia, riaprire i negozi lunedì, l'appello di Confcommercio, uno scenario da incubo se non torniamo subito a lavorare. Andiamo a vedere i titoli di spalla. I sindacati: mancano 160 infermieri, impossibile fare i turni, questa è la sanità friulana. Trasporti, più gente per strada ma gli autobus viaggiano mezzi vuoti, e sarà così. E poi si è spento a 64 anni il professor Goi, docente di chimica. E poi c'è il lutto degli alpini per il generale Giuseppe Niemitz. E questa è una foto presa dall'alto, per quanto riguarda, più che altro è un render a dirla, a mio parere, è una questione di metri, ombrelloni distanti e autocertificazioni. Ecco, questo è un esperimento di distanziamento fatto in Puglia, quindi non è solo un render, ma è una cosa vera, una foto fatta apposta probabilmente, così si potrà essere. Ed indubbiamente come possiamo dire, le persone staranno più distanti. E poi comodità o non comodità, questo è da vedere. Segnala a sinistra, dall'estetista ai mosaicisti, caro Conte, devi ascoltarci, lettere al Premier. E poi lo vedremo anche dentro, il virus aggredisce meno le donne, gli ormoni le proteggono. Questo è il Messaggero di Udine. Andiamo a vedere quello di Pordenone, per quanto riguarda la notizia che può essere, si riprende anche con l'Udinese. Sport, un positivo al Torino, la ripresa si allontana, e poi si allenano solo 6 squadre di Serie B. Questo è il Messaggero di Pordenone. La fotonotizia, titolo principale uguale: giù i primi alberi, tornano le polemiche. Dopo le polemiche, in via Cappuccini, i primi alberi abbattuti in viale Marconi. A Pordenone l'opposizione insorge, mentre il comune, che ne ripianterà alcuni, procede verso carreggiata allargata, doppio senso di marcia. E anche a Udine il problema degli alberi, come avete sentito negli giorni scorsi. Titoli locali: Pordenone, si mettono in coda fin dalle 7 del mattino per tornare al mercato. Poi c'è il commercio, lo storico bar Posta passa di mano, subentra Bianchin. E poi la cucina va a fuoco, cronaca, donna tratta in salvo dai vicini di casa. E poi chiuse le indagini sulla truffa del tronista, gli indagati sono 9. Stiamo parlando di mobili mai consegnati o una cosa del genere. Il Piccolo, questa è l'edizione di Trieste, commercio 23.000 in bilico, un miraggio l'assegno di cassa integrazione ovviamente. In uno studio in regione, la crisi Covid-19 potrebbe aver già fatto strage di negozi e attività che non riusciranno più a riaprire. Drammatica l'attesa per i 22.000 già in cassa integrazione, che non ricevono né pagano indennità finora meno di 1.000 pratiche a buon fine. Fotonotizia dedicata ad avventori con mascherina, alcuni indossata, alcuni abbassata, davanti a un bar in piazza della Borsa a Trieste, riaperto solo per l'asporto, come è scritto qua. Il virus, si parla di la clinica di Aurisina, 4 pazienti positivi alla pineta del Carso. In fondo, mercato immobiliare a Trieste, boom delle offerte di case e alloggi in nuda proprietà, e questo è un segnale non molto bello. Comunque, e magari un giorno parleremo il perché. Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, anche qua titolo uguale, fotonotizia diversa, ovvero la foto della manifestazione di Grado con 350 operatori del commercio, della ristorazione, del turismo, che hanno protestato per essere ancora bloccati. Per quanto riguarda la sanità isontina, screening e prevenzione, saltati migliaia di esami. E operazione della forestale a Romans di Sonzo, scoperti 2 bracconieri, denuncia e multa anche per il Covid-19. Questa è sono le prime pagine. Per quanto riguarda la nostra puntata, oggi dopo le prime pagine, abbiamo già
un bel ecco questo qua, sì, abbiamo un bel filmato che parla di Tarvisio. Tarvisio sul confine dall'estero, diciamo dalla Germania, dall'Austria, più che altro dall'Austria, c'è il proseguimento di una pista ciclabile che è l'Alpe Adria Bike, la pista Alpe Adria. Noi abbiamo un filmato di un tratto, ce ne sono vari, sempre tratti dai video di Promoturismo, e questo è diciamo sempre per andare in bike, in bicicletta, è il tratto che parla di Tarvisio. Bello questo, bello, sempre tratti dai canali di Promoturismo FVG, le bellezze del Friuli Venezia Giulia. Dicevamo delle prime pagine, dopo la lettura delle prime pagine andiamo a vedere qualche titolo delle pagine interne. Oggi partiamo con il piccolo per quanto riguarda la situazione in emergenza coronavirus, la ripartenza, vedete come volete, paginone grande, ci sono due titoli principali. A sinistra, tracollo del terziario in fumo, 2,2 miliardi di euro, in 23.000 tremano per il loro impiego, le stime da incubo di Confcommercio Friuli Venezia Giulia sulla base dell'indagine di Format Research, picco della crisi a giugno. E poi per quanto riguarda invece la cassa integrazione pagata fin qui a 989 lavoratori, l'erogazione ha riguardato 471 imprese. Per il momento gli addetti interessati sono però in tutto 23.745, autorizzato dall'INPS il 91,4% delle istanze ricevute, e sotto ci sono alcuni numeri sulla cassa integrazione in deroga in Friuli Venezia Giulia. Andiamo avanti e poi parliamo sempre dell'economia e della situazione, diciamo della ripresa della situazione in Friuli Venezia Giulia. Dal termoscanner fino al buonsenso, l'ILCAM di Cormons investe sul lavoro. Il sistema di prevenzione dell'azienda a tutela dei dipendenti. L'amministratore delegato Zamò, il salto di qualità con test sierologici certificati. E poi ancora il CAM, sempre il contesto, ripresa dell'attività anticipata grazie al dialogo con i sindacati. Questa è una pagina tutta dedicata all'ILCAM di Cormons. L'emergenza coronavirus, la scienza, Ruffo una fase 2 senza strategia, serve più dialogo con la regione, le perplessità del direttore della Sissa per il mancato coinvolgimento dei vari istituti, solo ora timidi segnali, e c'è la foto con le persone che dialogano con il cane e le mascherine, quindi simboli di questa pandemia. La famosa nave ospedale a Trieste, nave ospedale, manca la firma con GNV, spunta il piano B, 2 strutture in Friuli, impossibili contratti oltre il 31 luglio, l'armatore frena, la regione ipotizza di spostare parte degli anziani fuori Trieste. Mi ricordo che c'era stata anche la possibilità di Trieste città, ma gli albergatori avevano rinnovato. In consiglio regionale, scontro sui tamponi negli ospizi triestini, il PD esami a tappeto partiti in ritardo, secondo l'opposizione.
Andiamo a vedere un altro titolo, l'emergenza coronavirus. 4 infetti alla Pineta del Carso, test su tutti gli ospiti e sui sanitari. I contagi in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore sono stati 9, di cui 6 a Trieste, 2 morti entrambi nel capoluogo. C'è un box un po' più piccolo per quanto riguarda i numeri del coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda i controlli, un altro positivo denunciato colto a passeggiare per strada, i controlli delle forze dell'ordine. Ci sono state nel capoluogo a Trieste 652 cittadini, 13 le sanzioni comminate, in 58 nei guai per altri reati non legati alla questione virus. Ci hanno beccato altre persone grazie a questi controlli. Screening e prevenzione nell'Isontino, il Covid-19 cancella migliaia di esami, niente pap test per 1216 donne a Gorizia, 1000 a Monfalcone e 280 a Grado. Stop a 16.000 lettere per l'analisi delle feci. E poi c'è la crema, la solidarietà nella bisiaccaria, c'è la crema mani alla cannabis a fianco di mascherine e pasta. Poi per quanto riguarda sempre il comparto del Goriziano, medici di base del Goriziano negativi ai test del tampone, a breve le verifiche nel Monfalconese, Vallini e Fimg, una buona notizia, stiamo parlando dell'associazione dei medici. Per quanto riguarda Gorizia, Gecte, capitale della cultura, per superare i confini chiusi, il sindaco Ziberna incontra l'ambasciatore italiano in Slovenia. E questa è la foto dell'incontro tra Ziberna a sinistra e oltre la rete Campanile, che è l'ambasciatore italiano a Lubiana. Incognita Delfino Verde, un simbolo per la navigazione delle nostre coste sulla linea Trieste-Grado. Solo sull'imbarcazione Deluxe c'è posto per 300 persone e distanziamenti. Non il Delfino Verde. Trieste, cronaca, Trieste città, dai mini alloggi alla villa, l'impennata del mercato delle nude proprietà, in forte crescita le offerte di casa a prezzi convenienti in cambio del diritto di chi cede, solitamente persone anziane, a continuare ad abitarci, praticamente ci sta dentro fino al decesso. Il focus è con il lockdown, i fori commerciali restano in vendita a cifre ribassate. E per esempio ci sono molte richieste per quanto riguarda Cavana, in questo caso è la doppia pagina perché doveva mostrare il paginone di Trieste, la foto grande di Trieste, e a sinistra le agenzie riprendono le visite con i clienti, mascherine d'ordinanza e non più di 20 minuti. Le nuove regole per poter fare i sopralluoghi in vista dell'acquisto, necessari anche gel igienizzante, soprascarpe e locali arieggiati. Questo è per quanto riguarda il mercato immobiliare. Andiamo al comune, totonomi in comune a Trieste, le manovre per il dopo Terranove, spunta l'ipotesi Gabriella Lugarà, l'ex segretario a Muggia in provincia, in pole per succedere al supermanager in pensione dal 2021. Infatti ieri il Piccolo ha dato un titolone sul segretario del comune che ha imposto una specie di ulteriore controllo per quanto riguarda gli atti del comune. Centro congressi, la leadership di Bravare vicina ai titoli di coda, lo scenario più probabile in vista dell'assemblea del 15 è il disimpegno del primo azionista dagli incarichi operativi. Poi sempre Trieste cronaca, vis-à-vis remoto con il regista di Harry Potter, l'esperienza magica di 200 ragazzi della Corsi. Grazie ai contatti tra un docente e alcune personalità del cinema, gli studenti della scuola media hanno dialogato via computer con David Yates. E l'altra curiosità, il collezionista triestino ha raccolto oltre 300 pezzi consultabili online, lo sport della Nord Corea custodito nel museo inedito del Mulo Marco. Questa è uno con Marco Begozzi che ha alcuni pezzi della sua collezione della Corea del Nord, uno dei paesi più misteriosi, almeno per noi, in Europa. Trova in casa l'ex amico con le mani nel borsello, il concitato episodio in via Felluga a Muggia. Il ladro
bloccato con la forza dal proprietario dell'abitazione, poi arrestato dalla polizia. La figlia minore gli faceva da palo. Complimenti. E ovviamente siamo usciti da Trieste, andiamo in Val Rosandra, boom turistico al centro visita di Bagnoli, frenato solo dall'emergenza, oltre 5.000 visitatori all'anno nel 2018-19, nella struttura di San Dorligo più della metà degli escursionisti in arrivo da Italia e Slovenia. Quindi significa che anche c'è buona parte anche non di Italia e non di Slovenia in questo caso, molto interessante. Chiudiamo con il fuori Trieste, con gli idee anticrisi dell'opposizione a Duino Auresina, tasse da tagliare e park gratis in Baia. Penso che possa essere una buona cosa. Gorizia, apertura per quanto riguarda la Camera di Commercio agli imprenditori, Fondo Gorizia, danno inutile svuotarlo, Paoletti e Medeot, distribuire 46 milioni, qui verrebbe a consegnare 1.500 euro ciascuno, noi privilegiamo i confidi. Presidente, dichiarazioni come nella foto, a sinistra Paoletti, a destra Medeot, presidente e segretario della Cassa di Commercio della Venezia Giulia, Camera di Commercio di Venezia Giulia, scusate. Senza quel serbatoio salterebbero i progetti del mercato della mensa e di altri lavori. Lo sfogo: non siamo un bancomat, ci vuole una visione. Poi, per quanto riguarda la cronaca, la scena da un film americano, un ubriaco non si ferma all'alt, inseguito e preso in Slovenia, carabinieri costretti a sconfinare, sono stati speronati per 3 volte, ma alla fine sono riusciti a bloccare il Flugiasco a St. Peter, ferito alla mano un militare. Hanno avuto anche la collaborazione, o diciamo senza andare a leggere l'articolo, la collaborazione della polizia slovena, e mi pare, se non ricordo male, che era un rumeno in questo caso, ma potrei anche sbagliare, ma mi pare sia un rumeno. CGIL e UIL vanno in difesa del lavoro dei vigili urbani, tutelano la salute, qui sempre a Gorizia. Poi, per quanto riguarda Gorizia Cronaca, i capoluoghi del Friuli Venezia Giulia offrono alla regione il patto Salva Cultura, alleanza per contrastare i problemi legati al coronavirus. L'obiettivo è delineare una programmazione condivisa, almeno praticamente per non fare, come possiamo dire, sovrapposizione di eventi, visto che ne saranno tanto pochi e tanto radi, a meno di sfruttarli al massimo. La richiesta: fondi per le famiglie dalle pari opportunità, i contributi per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro serviranno a fronteggiare anche l'emergenza Covid-19. Ancora per quanto riguarda le notizie dall'Isontino, andiamo a Monfalcone, scattata l'allarme occupazione per i dipendenti scarpe, chiesto il concordato preventivo dalla catena di calzature che ha 1.800 lavoratori. I sindacati denunciano ritardi nella cassa integrazione e mancato saldo scusate, della mensilità di febbraio. E poi aiuti alle imprese, spunta il contributo al Park Fincantieri. Ancora andiamo avanti per quanto riguarda Monfalcone, sito di Portorose che a campo di volley in erba e basket 3 contro 3, e poi l'alleanza di 9 comuni per contare di più in APT, ma grado alla fine si sfila un patto parasociale del 16%. L'azienda pubblica dei trasporti. Andiamo fuori dall'Isontino, andiamo in questo caso a Ronchi. Salì e Zumretta hanno detto sì, poi il bacio con la mascherina. Avevano dovuto inviare il rito a Ronchi dei legionari per l'emergenza Covid-19. Siamo felici lo stesso, anche se la nostra festa avverrà tra le mura domestiche. E per quanto riguarda sempre Ronchi, startup di vendita online, l'utile va alla protezione civile, il progetto di Gabriele e Carlo. Poi ancora sempre dall'Isontino andiamo nella sinistra Isonzo, 60 vetrine colorate per lanciare lo slogan Staranzano condivide, e con l'acronimo del Covid dentro. Per la nostra rassegna stampa andiamo nella destra Isonzo in questo caso, e sorpresi 2 bracconieri a Romance, è la notizia dalla prima pagina, denunciati e multati per il Covid-19, entrambi recidivi, cacciavano di frodo nell'area del torrente Iudrio con fucile, munizioni e lampade.
questo è successo a Romance. E per quanto riguarda Cormons, sportello di Isambiente al servizio del Collio. Ancora chiudiamo l'Isontino, andiamo a Grado, un simbolo che ha visto sempre migliaia di persone e decine di generazioni, scusate, via Tendone e Palco al Parco delle Rose, che ora volta pagina e attende la rinascita. Lo smantellamento avrà un costo totale di 98.000 euro, ma la prossima struttura potrebbe sorgere solo nel 2023. Però questo palco è sempre, penso che sia stato uno dei posti più famosi del Friuli Venezia Giulia, ci sono passati tutti, ma veramente tutti. Andiamo al Messaggero, ma prima del Messaggero continuiamo con la nostra carrellata dei video per quanto riguarda il promoturismo FVG per le bellezze della nostra regione. Andiamo a vedere un video per quanto riguarda un ambassador, anzi lei è un'ambasciatrice ed è Esmeralda Perosa, in gita a Grado, ed è una bella gita su una bella imbarcazione molto interessante per quanto riguarda vedere Grado non solo nella spiaggia ma anche nelle isole vicine. Non era Grado, era un combinato disposto Grado-Lignano, chiedo scusa per l'errore. L'ambasciatrice del Friuli Venezia Giulia, in questo caso Esmeralda Perosa, per questa bella immagine del turismo in Friuli Venezia Giulia. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Abbiamo detto che passiamo a il Messaggero Veneto. Le prime pagine le abbiamo già lette prima. Per quanto riguarda la ripartenza, alleanza con il Veneto ed Emilia Romagna, l'obiettivo è riaprire i negozi già lunedì. Oggi un nuovo round con Boccia che cede alle regioni. Federica punta anche al via libera a bar e servizi alla persona dal 18 di maggio. Poi, in una decisione, l'Austria presiderà i confini per tutto il mese di maggio, quindi fino al 31 ci sarà la chiusura di Schengen, in questo caso, come c'è sempre stata in questi mesi. L'Italia è l'unico che non le ha chiuse, se non vado errato. Digitale e green economy, alle imprese serve aiuto. Marischi Danieli lancia il suo appello nel corso del webinar di Confindustria. Le aziende cercano misure rapide e snelle che garantiscano le risposte. E andiamo avanti ancora per la nostra rassegna stampa. Paginone grande per quanto riguarda l'impatto della crisi sul terziario del Friuli Venezia Giulia, mazzata da 2,2 miliardi, 23.000 posti a rischio per il settore terziario. Giovanni da Pozzo: occorre riaprire subito per evitare uno scenario da incubo. Il picco della crisi arriverà a giugno per problemi di liquidità e tenuta delle imprese.
abbiamo fatto anche degli interventi singoli. Per quanto riguarda Lignano Sabbiadoro, riavviare è ormai urgente, ma le regole sono un caos. E la pordenonese Alessandra, non so se potrò ricominciare. Questo è per quanto riguarda due interventi singoli sul terziario, sui negozi. La pagina del virus vero e proprio, con i numeri sotto i contagi in regione, e sopra nella fotografia con Riccardi che spiega certe cose, e i numeri dell'emergenza per quanto riguarda le spese sostenute, stanziamenti ammontari e donazioni. Già spesi oltre 50 milioni di euro per affrontare l'emergenza, volano le donazioni regionali. Sanità e Protezione Civile si sono fatte carico della gestione della crisi. Negli ultimi 3 mesi parte del denaro regalato dai cittadini sarà utilizzato da INSIEL per un progetto di telemedicina. Questa è una cosa che può essere molto interessante, la telemedicina, perché abbiamo visto che in fase di emergenza certe cose potevano essere, sono state fatte grazie alla telemedicina. Le donne si ammalano di meno, stiamo parlando della ripartenza del virus. L'infettivologo Tascini: su 100 pazienti gravi 65 sono maschi, obesi e con la pressione alta. Stiamo studiando, è possibile che gli estrogeni influenzino il sistema di protezione. Poi sapete che c'era anche la famosa, i famosi articoli che in qualche periodo di questa pandemia andarono su tutte le testate, che gli uomini hanno un punto debole nei testicoli, eccetera, eccetera. Staremo a vedere. Ombrelloni distanti e autocertificazioni, l'estate al mare. Paginone grande con alcuni interventi da Lignano. Il sindaco di Lignano: spiagge sicure e salubri, ma non come ospedali. Poi invece Grado, anche l'Isola d'Oro punta alle prenotazioni online. E Bibbione, le postazioni numerate nel tratto di litorale libero, quindi difficilmente ci saranno cose libere. E questa, caro Conte, ti scrivo, l'abbiamo vista un po' dappertutto questa mattina nel panorama prima di iniziare la nostra rassegna stampa, ed è una lettera aperta al Premier, a Giuseppe Conte, che viene fatta da una serie di persone. Il sindaco Fontanini di Udine: noi qui a Udine siamo pronti a ripartire. L'artigiano di Sacile: non basta parlare sotto i riflettori in TV. I mosaicisti di Spilimbergo: posti a rischio per molti giovani. Il G20 delle spiagge, un'audizione dedicata a turismo e stagionali. E sopra altri 2 interventi. L'estetista di Azzano X: 3 mesi di inattività sono davvero troppi. E parrucchiera Tricesimo: se continua così perderemo la fiducia. Facciamo notare che nelle altre nazioni c'è già stata la riapertura, più o meno graduale, ma hanno un po' riaperto. Per non guardare, vi segnalo questa cosettina che è stata fatta anche da Gianluigi Paragone, l'hanno segnalata su YouTube. Andate a controllare con le vostre app, o cercate delle app che indichino il traffico aereo. Noterete che nel nord Europa è completamente ripartito, mentre nel sud Europa praticamente zero. Quindi praticamente il traffico aereo è anche una specie di previsione, di visione di come sta andando l'economia. Nel nord continuano a volare tranquillamente, nel sud quasi nessuno. Non lo so, fate voi in questo caso. A Udine, allarme in corsia, mancano 160 infermieri, l'appello: non riusciamo a garantire i turni. Il sindacato: in 3 mesi persi oltre 42 addetti e molti sono dirottati nelle case di riposo. L'azienda deve assumere subito. E c'è un riquadro con i numeri e il piano assunzione degli infermieri. Per quanto riguarda la politica, ripartenza in comune, prima seduta del Consiglio in epoca Covid si terrà lunedì 18 nel Salone del Parlamento. Sindaco Fontanini: a 44 anni dal terremoto abbiamo scelto un luogo simbolico sperando che sia di buon auspicio. E c'è il Salone del Parlamento che si trova in Castello.
dove si riuniva il Consiglio della Patria del Friuli. Il sindaco congela il 5G, faremo approfondimenti, 9 richieste all'ARPA, no al Movimento 5 Stelle che aveva chiesto un'ordinanza per vietare i ripetitori. Ho sempre Udine, la fase 2 sui bus non è mai iniziata, i mezzi viaggiano praticamente vuoti, la SAF sarà così fino a quando non riapriranno le scuole. A bordo al massimo 5-6 persone, molti anziani. E poi quasi introvabili le mascherine a 61 centesimi, speriamo arrivino la situazione nelle farmacie, mai viste quelle del governo. Queste mascherine a livello governativo è diventata una vera e propria farsa. I tassisti, i nostri mezzi sicuri, massimo 2 persone alla volta, Confartigianato. Impresa, sempre dal Messaggero, udienze per quanto riguarda la giustizia, udienze a porte chiuse senza testimoni, le regole per i processi, questo è il Tribunale a Udine. Ecco cosa si potrà fare dal 12 maggio al 31 luglio nel civile, stop agli sfratti, ai fallimenti e alle esecuzioni. E una precisazione da parte del comandante dei vigili: asporto non significa uscire dal bar e bere il caffè sul tavolino all'esterno. Sì, ci sono anche i geni che fanno queste cose. La cronaca: a Udine un'anziana in bicicletta investita da un'auto è in terapia intensiva. Poi ancora andiamo avanti. Una zona pedonale, usciamo da Udine, una zona pedonale, siamo a Tolmezzo, una zona pedonale in centro, piano anticrisi per il commercio, assessore Martini, l'ipotesi riguarda alcune piazze e vie così da garantire nuovi spazi agli esercenti. Poi per quanto riguarda la testimonianza andiamo a Gemona, il sostegno dei gemonesi ai gestori degli alberghi, così paghiamo le bollette. I proprietari dell'hotel Willy a Gemona, Ottone e Giusi Goi. Poi cambiamo zona, andiamo a San Daniele, multati gli autori della protesta, le lenzuola offendono il decoro, finisce con una pioggia di sanzioni l'iniziativa del civico comitato guarneriano, la presidente, così ci viene negato anche il diritto di manifestare il dissenso. D'altra parte no, anche questo è vero. San Daniele, la riscossa dei commercianti, oltre 100 uniti per ricominciare. Artegna, la truffa del tronista, la Guardia di Finanza chiude l'indagine, in 9 sotto accusa. Stiamo parlando di ambito dei mobili consegnati, eccetera, eccetera. Riapre sabato, siamo a Prepotto, riapre sabato dopo la sanificazione il santuario mariano a Castelmonte. L'intervento di pulizia dell'edificio religioso e al municipio di Prepotto scatterà domani grazie all'esercito. E poi Cividale, vetrina virtuale per i negozi, ci ha pensato anche il comune. E qua la foto del vice sindaco, se non vado errato è la prossima candidata al sindaco, Daniele Bernardi, al lavoro in ufficio. Daniela Bernardi, scusate. Alpini in lutto, siamo a Remanzacco, è morto il generale Niemitz, aveva 86 anni, ebbe un ruolo di primo piano negli anni successivi al terremoto dal 1976, quando tornò in Friuli dall'Aquila. E sempre per quanto riguarda l'incidente di Codroipo, il PM, niente autopsia dopo lo scontro mortale. Mi pare che ieri si diceva invece che l'autopsia sarebbe stata fatta, oggi probabilmente avranno cambiato idea. Tutti negativi, siamo a San Giovanni al Natisone, tutti negativi i tamponi alla casa di riposo, test su 40 operatori della residenza per anziani di San Giovanni al Natisone, la direzione chiede esami anche sugli ospiti. E poi Codroipo ha avviata l'unità di crisi per sostenere le imprese, ne avevamo già parlato nella diretta streaming di ieri sul canale, sulla pagina di Confartigianato Confartigianato Gorizia. Meno bancarelle, siamo a una vera e propria foto grande. Meno bancarelle, super sorvegliato, ritorna il mercato, siamo a Cervignano, oggi in piazza Indipendenza, dopo 2 mesi di stop il sindaco, una dozzina di volontari, garantirà la sicurezza. Questa è la piazza di Cervignano.
Andiamo ancora nella bassa, giù le tasse a San Giorgio per scongiurare le chiusure, il sindaco Mattiussi al lavoro per gli sgravi, esenzione della Tari e Tosap azzerata. Dopo il flash mob i commercianti scrivono a Fedriga che assicura l'appoggio. E poi ancora mi pare siamo nella bassa. Chiudiamo con Lignano in questo caso, rubati i macchinari del supermercato, colpo da quasi 10.000 euro al Continental, prese 2 affettatrici, una bilancia elettronica e una macchina per il sottovuoto. E la Tisana, pizzimenti sul progetto di RFI, quello definitivo sarà condiviso. E adesso tocca a Pordenone. Prima di Pordenone l'altro filmato che avevamo preparato anche oggi sulle bellezze del Friuli Venezia Giulia, ed è di una cosa che non sempre che ci sembra molto lontana. In realtà mi pare siano 7 o 8 le stazioni, ovvero stiamo parlando dei campi da golf. La nostra regione ha questi campi da golf che sono veramente straordinari, vengono usati in particolar modo dagli stranieri perché nel nord Europa c'è una grande possibilità e una grande voglia di giocare di golf, ma vi segnaliamo questa cosa. Adesso quando torneremo speriamo che siano già aperti e che magari anche gli italiani possano imparare a giocare a questo straordinario sport. Io non sono un giocatore di golf, ma vedendo certe cose posso capire che anche fare questo tipo di attività che sembra poca, ma se fatta bene ci vuole tanta concentrazione e non è cosa da poco. Vedete il sistema del golf in Friuli Venezia Giulia. E le bellezze del Friuli Venezia Giulia sono parecchie e avete la possibilità di fare anche questo sport che io ritengo, non lo sottovalutavo, devo essere sincero, qualche anno fa, invece ho trovato che si passano dei bellissimi momenti. Stiamo a vedere, ovvio che ovviamente ci tengono più facilmente le distanze nel gioco del golf e questo potrebbe diciamo, un fattore da non sottovalutare. Andiamo a Pordenone. Per quanto riguarda il Messaggero, abbattuti i primi carpini in Viale Marconi, in città tornano a fiorire le polemiche, ovvero gli alberi tra Udine e Pordenone sono oggetto di dibattito politico. Andranno giù tutti tra Piazza d'Aosta e l'intersezione con via 30 Aprile, residenti infuriati, duello opposizioni. Comune. Per quanto riguarda gli alberi, anche a Udine c'era qualche giorno fa una polemica. Ritorno a casa in coda già alle 7 per riappropriarsi del mercato. Pordenonesi disciplinati in fila con i guanti e mascherine, i clienti bentornati, ma per gli operatori ripresa timida. Comunque è ovvio che non si potevano aspettare le cose, come possiamo dire, di massa. Bar aperti a macchia di leopardo e sotto il porticato c'è il pienone. Sinora gli ordini per asporto riguardano prevalentemente l'Espresso,
manca il contatto umano e si cerca di bere il caffè nei pressi dei locali, giusto per non dimenticarsi le vecchie abitudini. È vero che c'è da sottolineare quanto certe cose ci mancano. Fino a qualche mese fa la davamo per scontata, andare a bere il caffè al bar, e adesso anche solamente bere il caffè vicino al bar, che non si potrebbe in realtà, perché il caffè dovrebbe essere solo per asporto, e come ha precisato prima il comandante della polizia locale di Udine, no, asporto non significa berlo 2 metri fuori dal bar, ma dovrebbe essere nel proprio domicilio, ma sicuramente lontano dal bar. Comunque c'è la possibilità di ritornare ad apprezzare le piccole cose, ma veramente quelle piccole, bere il caffè al bar, che fino a 6 mesi fa era una consuetudine ormai che faceva parte dell'arredamento, come dico sempre. E quindi va bene anche ritornare piano piano. Sono esigenze, la dobbiamo far così, però in questo caso forse è qualcosa di riapprezzare le cose piccole. Andiamo avanti con il Messaggero di Pordenone. Svolta in piazza 20 settembre, firmato il preliminare, Rogito a fine mese, stiamo parlando proprio del cuore di Pordenone. Dopo 40 anni passa di mano il bar Posta, l'acquisirà la Starlight, che promette ristrutturazione e restyling, mantenendo lo spirito dei Prevarin, tutelati i dipendenti. Ancora cassa integrazione, soldi non arrivati, i lavoratori stanno ancora aspettando le somme di marzo, Gianni Piccinini, Film CISL, le famiglie sono in ginocchio. E io vorrei evitare sentire queste, non lo so, sapere che a Roma sono così lunghi, ti viene una rabbia. Dalla Terex di Fontana Fredda un esempio di strategia e lungimiranza, cantieri in tutto il mondo, 159 addetti e un occhio attento alla sicurezza. La fase 2 del colosso delle gru, i manager si tagliano la paga. E se colossi fanno così. Andiamo avanti per quanto riguarda sempre Pordenone. I cinghiali tornano a far razzia nei campi, mai visti così tanti, agricoltori costretti a riseminare o ad abbandonare la coltura. Flavio De Pol: bisogna iniziare subito con gli abbattimenti. O per quanto riguarda il gel igienizzante, il dono del Messaggero Veneto, bisogna chiederlo agli edicolanti, quindi finita questa rassegna stampa potete andare a prendere il giornale dall'edicolante e chiedete il gel che vi regala il Messaggero Veneto. Vi siete ricordati di chiederlo all'edicolante? La distribuzione gratuita è stata consentita dal lavoro della Cosmetic Service, stiamo parlando di Pordenone. Per quanto riguarda l'osteria, ha una funzione sociale, non riapro con la puzza di disinfettante, parla Ennio Zanetti, gestore della Nero Venere. Gli aiuti, la regione ha chiesto la marca da bollo per ridurmi l'affitto. Sono quelle cose che proprio non vanno, sono piccoli segnali ma denotano una certa situazione. La cronaca, usciamo da Pordenone, andiamo a Cordenons. La cucina va a fuoco, donna salvata dai vicini, hanno sentito il crepitio nella notte e visto il fumo uscire dall'appartamento. La proprietaria, 54 anni, stava dormendo. E poi sempre Cordenons, ultimo atto per il macello, firmato il contratto per la gestione ventennale. Per andare adesso a Sicilia, il Mercatone 1, la cassa integrazione scade tra 16 giorni, corsa contro il tempo, i commissari straordinari hanno chiesto la proroga di 6 mesi, l'emergenza ha bloccato la vendita, il pressing dei sindacati. Poi per quanto riguarda Brugnera, Maron riapre il mercato, Dolfi segnale positivo, e Pasiano, mascherine e scanner, il municipio si attrezza. E dalla prima pagina vediamo non contrassegnato la truffa del tronista che avevamo già visto nell'altra edizione, quella di Udine. Andiamo a Azzano, Veneto. Fiume Veneto, i conti del comune, CEOL, entrate stabili, cala l'indebitamento, via libera in giunta al consuntivo 2019, ora tocca al Consiglio meno apprensioni per affrontare il periodo di emergenza. E poi ancora per quanto riguarda San Vito al tagliamento, bambini e centri estivi, sondaggio tra genitori per valutare le adesioni, l'assessore Centi su organizzazione in base ai numeri, è tutto da definire, unica certezza il raddoppio
dei costi. Questo è, no, che poi sia una bella notizia. Sempre a Spilimbergo, in questo caso, aiuti per gli asili, il comune ha favorito le famiglie ricche, il centro-sinistra contro il provvedimento della giunta Sarcinelli, coperte le rette indistintamente senza pensare al reddito. Dovremmo essere alla fine, esatto, questa è l'ultima pagina per la nostra rassegna stampa. Casa di riposo, telecamere e un'area per la quarantena a Maniago, 5 stanze per tenere in osservazione ospiti nuovi o dimessi dall'ospedale. L'assessore Gaspardo, nessun caso positivo ma la guardia non va abbassata. E questo è tutto per oggi per la nostra rassegna stampa. Oggi siamo andati veramente lunghi, abbiamo fatto una rassegna stampa abbastanza articolata con dei video che abbiamo preso dal canale di Promoturismo FVG che denotano le bellezze della nostra regione. Noi abbiamo una regione bellissima, in Friuli Venezia Giulia c'è di tutto, dal mare alla montagna, si può anche sciare, quindi noi siamo piccoli, questa è la nostra, piccoli rispetto ovviamente ad altre realtà, ma abbiamo la possibilità di soddisfare veramente tutte le esigenze, dai giovani in una determinata località turistica alle famiglie in un'altra località turistica. Io non voglio dire i nomi perché comunque è di fatto così, però non si sa mai, e noi possiamo soddisfare veramente le bellezze della nostra regione, possono soddisfare di tutto, abbiamo veramente di tutto, dal mare alla montagna, cosa che altre parti non possono fare. E questa non è una cosa da poco. Rimettiamo il nome, la mail che potete vedere, anzi vi mostro anche un'altra cosa che potrebbe essere utile. Leviamo questo e mostriamo questo. Se volete scriverci, scrivete ad alessandro.bonfanti@libero.it e noi vi mettiamo in onda i vostri comunicati, tutto quello che vi può essere utile per la vostra attività. Quindi potete contare su di noi, su queste cose. Possiamo anche dire di aver finito il nostro programma. Per i nostri appuntamenti ci vediamo tra le 14 e le 15 sulla pagina di Confartigianato Gorizia per la rassegna stampa delle notizie economiche, e questa sera alle ore 22 per il riassunto della giornata con i principali siti web locali del Friuli Venezia Giulia e nazionali, e magari qualche anticipazione per le notizie di domani. È tutto, buona giornata e ci vediamo dopo. Per essere ancora bloccati, o per quanto riguarda la sanità isontina, screening e prevenzione, saltati migliaia di esami, e operazione della forestale a Romans di Sonzo, scoperti 2 bracconieri, denuncia e multa anche per il Covid-19.